So che comunque la gente di Monfalcone sta solidarizzando con voi per quanto riguarda insomma questo momento. Sì, certo, si fermano, si informano, guardano, passano. L'importante è esserci, non mollare i presidi. Se voi andate avanti comunque ad oltranza, Certamente l'obiettivo è che questo governo, Parlamento e il Presidente della Repubblica se ne vadano fuori dalle palle perché sono illegittimi. ecco, lei ha detto una cosa importante, sono illegittimi però qualcuno non la vuol Devono, capire. devono andarsene e basta. E noi resteremo qui, noi come tutti gli altri presidi in Italia, resteremo qui perché questo avvenga. Senta, vogliamo sottolineare una cosa importante, voi siete un movimento trasversale. Sì, certamente non abbiamo, come vede, nessuna bandiera, nessun partito, nessun sindacato e nessuna idea politica, diciamo, prevalente. Siamo persone che hanno le palle piene. E dunque non resta che invitare la gente a partecipare e solidarizzare perché poi quando si dice quando quella monta in scagno è finita insomma. Certamente, adesso l'obiettivo principale è quello di mandarli a casa, su quello che avverrà dopo ne parleremo quando avverrà, quindi a cose fatte. Al momento stiamo cercando di raccogliere il consenso, che è la cosa più importante in questo momento, tra la gente. Io credo che dopo il consenso arriverà il momento in cui bisognerà avere delle idee. Ecco, è ancora prematuro il momento delle idee, stiamo raccogliendo ancora il consenso. Per adesso i numeri parlano di 6, 7, 8 milioni di italiani raggiunti da questo tipo di manifestazione del movimento del 9 dicembre.